Rut, capitolo 2. Naomi aveva un parente di suo marito, uomo potente e ricco, della famiglia di Elimelech, che si chiamava Boaz. Rut, la Moabita, disse a Naomi: «Lasciami andare nei campi a spigolare dietro a colui agli occhi del quale avrò trovato grazia». E lei gli rispose: «Va, figlia mia». Rut andò e si mise a spigolare in un campo dietro i mietitori, e per caso si trovò nella parte di terra appartenente a Boaz, che era della famiglia di Elimelech. Ed ecco che Boaz giunse da Betlemme e disse ai mietitori: «Il Signore sia con voi». E quelli gli risposero: «Il Signore ti benedica». Che bei saluti, di una volta che non abbiamo più. Poi Boaz disse al suo servo incaricato di sorvegliare i mietitori: «Di chi è questa fanciulla?» Il servo incaricato di sorvegliare i mietitori rispose: «È una fanciulla moabita, quella che è tornata con Naomi dalle campagne di Moab. Lei ci ha detto: vi prego, lasciatemi spigolare e raccogliere le spighe cadute dai mannelli dietro ai mietitori. È venuta ed è rimasta in piedi da stamattina fino ad ora. Soltanto adesso si è seduta nella casa per un po'». Allora Boaz disse a Rut: «Ascolta, figlia mia, non andare a spigolare in un altro campo e non allontanarti da qui, ma rimani con le mie serve. Guarda qual è il campo che si miete e va dietro a loro. Ho ordinato ai miei servi che non ti tocchino, e quando avrai sete andrai a bere dai vasi l'acqua che i servi avranno attinta». Allora Rut si gettò giù, prostrandosi con la faccia a terra, e gli disse: «Come mai ho trovato grazia agli occhi tuoi, così che tu presti attenzione a me che sono una straniera?» Boaz le rispose: «Mi è stato riferito tutto quello che hai fatto per tua suocera dopo la morte di tuo marito, e come hai abbandonato tuo padre, tua madre e il tuo paese natio, per venire a un popolo che prima non conoscevi. Il Signore ti dia il contraccambio di quel che hai fatto, e la tua ricompensa sia piena da parte del Signore, del Dio di Israele, sotto le cui ali sei venuta a rifugiarti». Lei gli disse: «Possa io trovare grazia agli occhi tuoi, o mio Signore, poiché tu m'hai consolata e hai parlato al cuore della tua serva, sebbene io non sia neppure come una delle tue serve». Fino a qui, accomodatevi. Ci sono tanti spunti in questa storia. Tempo fa, vi ricordate, abbiamo meditato sull'espressione che usa la parola di Dio stesso, per caso, quando noi sappiamo che non esiste il caso, ma è tutto nelle mani del Signore, ma quel per caso è provocatorio, anzi, proprio in questa storia tutto appare lontanissimo dal caso, anzi perfettamente guidato dal Signore. Potremmo parlare della legge del Signore. Voi sapete che il Signore aveva ordinato che quanti mietevano nei campi non dovevano badare a quello che cadeva mentre raccoglievano e che finiva nei bordi dei campi, perché doveva essere messo a disposizione dei poveri e degli stranieri, che quindi potevano andare ai bordi dei campi e raccogliere e fare una porzione di grano per sostentarsi. Potremmo parlare della scelta di Rut. Gli spunti sono tanti. Però questa sera vorrei condividere con voi dei pensieri che ci devono aiutare nei momenti di prova, perché voi avete sicuramente visto in passato, forse siete stati voi protagonisti di scelte che non sono state benedette. Ogni tanto mi chiedo perché, quando sorgono dei problemi, parlo a credenti, a persone che hanno la fede, perché il sorgere dei problemi come reazione da parte dei credenti ha che quel credente tira i remi in barca, smette di seguire il Signore come lo stava seguendo il giorno prima, decide di allontanarsi dal Signore, decide di farla finita con la Chiesa,
decide di non leggere più la parola del Signore, decide di non pregare più. Chissà perché quando sorgono alcuni problemi, chi ne va di mezzo è il nostro rapporto col Signore. Più volte me lo chiedo, seppur in quei problemi noi abbiamo le risposte di Dio proprio nella sua parola. E sembra quasi che desideriamo a tutti i costi cercare campi nuovi che ci diano quello che non abbiamo trovato. Allora il passo di questa sera ci sia di incoraggiamento a rimanere nel campo del Signore, a rimanere alla presenza di Dio, perché è solo lì che noi avremo alimento continuo, forza continua, quello che chiediamo e forse per il nostro dolore, la nostra fatica, la nostra ribellione, scegliete voi, non vediamo, è proprio alla presenza del Signore. E questo Boaz che rappresenta per noi il Signore questa sera ci consiglia, proprio nel momento della difficoltà, proprio nel momento del grande cambiamento. Ruth era una straniera, aveva cambiato cultura, nazione, famiglia, aveva lasciato gli affetti. Proprio nel momento della prova più dura, proprio nel momento dell'incertezza più grande, a quel tempo, lo sapete, in quella società le donne vedove erano all'ultimo gradino sociale, non avevano possibilità di lavorare, non avevano possibilità di mantenersi in nessun modo, e quindi se non c'era qualcuno disponibile a provvedere a loro, potevano vivere di stenti e di povertà. Quindi in un momento di grande difficoltà noi oggi vediamo nelle medesime difficoltà uomini, donne franare spiritualmente, lasciare tutto, mentre qui la parola di Dio ci suggerisce esattamente l'opposto: rimani qui, rimani alla mia presenza, rimani all'interno del mio campo, rimani nel mio regno, rimani nei miei territori, perché solo qui avrai una sorgente continua da cui attingere. Dice così Boaz: non andare a spigolare in un altro campo, non allontanarti da qui, ma rimani con le mie serve. Dice Boaz: se tu rimarrai qui, ti sarà garantita continua benedizione. Continua benedizione. Attenzione, tutto per grazia. Se avete notato le espressioni di Ruth, è un perché ho trovato grazia, perché ho trovato grazia. E quando noi attingiamo le continue benedizioni di Dio, l'unica cosa che possiamo fare davanti al Signore è dire: Signore, cosa ho fatto io per meritarlo? Cosa ho fatto io per ricevere questa fonte inesauribile di benedizione? Dicevo che questo passo si spiega bene con la legge di Mosè e degli stranieri. Ruth era povera, straniera. Ruth a pieno titolo poteva andare nei bordi dei campi e prendere la racimolatura, quelle poche spighe che cadevano, e ovviamente un buon imprenditore stava ben attento a cercare di perderne il meno possibile, anche se il Signore aveva dato questo suggerimento. Io lo immagino l'occhiolino del Signore che diceva: tu quando raccogli non fare troppo il parsimonioso, che ti sfuggano delle spighe, non ti preoccupare, le prenderanno gli stranieri e tu sarai benedetto, dice il Signore. Lo vedo un po' come l'occhiolino del Signore, no? Il gomito del Signore che dice: tu sii largo, sii generoso, non essere avido, avaro, alla singola spiga da non perdere, e io ti benedirò. Quindi Ruth era senz'altro dentro quella legge e avrebbe potuto sperare nella razione quotidiana. Eppure
scegliendo di stare nel campo del Signore, lei non ebbe la racimolatura, non ebbe le cose cadute dagli altri, ma ebbe grano in abbondanza, una benedizione continua, una continua fornitura di quella ricchezza di cui lei aveva bisogno. Lei poteva andare dietro a quelli che mietevano, non doveva stare ai margini, aspettare che finissero il loro lavoro. Lei era nel pieno del lavoro. Ora, quando noi parliamo di mietitura, noi stiamo parlando di benedizione. Quando Gesù in Giovanni 4 dice: guardate i campi che biancheggiano già, è tempo di mietitura, è il momento più desiderato degli agricoltori. Si semina con fatica, si dissoda il campo con lacrime, si attende con speranza, ma quando viene la mietitura, allora si canta, torneranno con canti di gioia con i loro covoni. E quindi la promessa che il Signore fa a quelli che decidono di rimanere nel Signore è continua benedizione. Rimanere dietro alla mietitura che viene raccolta, essere inondati dalla mietitura, essere inondati dalla raccolta del Signore, dai frutti del Signore. Fratello, sorella, che forse stai meditando di cedere alla tentazione, di prendere un po' le distanze dalla parola di Dio, dalla presenza di Dio, dalla preghiera, dalla comunità cristiana, da tutte quelle che sono le fondamenta del cammino di fede. Rimani aggrappato, perché il Signore ti garantisce continua benedizione. Non troverai mietitori che tagliano il grano e lo rendono pronto per te altrove. Lo troverai nel campo del Signore e sarà continuo. Vai dietro i mietitori. Non stare lontano, non aspettare che qualcuno dimentichi un sacco di grano. Vai lì dietro, proprio dove c'è l'inondazione di queste spighe che cadono. Vai proprio lì, sono anche per te. E se voi leggete il proseguo della storia, vedrete quanto grano si porta Ruth a casa, che poi lei non usa, perché lei è già sazia di grano, e lo porta alla suocera, che è stupita e dice: ma dove sei stata? Ma un uomo mi ha detto di rimanere qui. Sentiamo la voce del Signore che ce lo dice. Torniamo a casa forse più tardi, o incontreremo qualcuno domani, ci vedranno arricchiti e qualcuno ci dirà: ma dove sei stato? Uno mi ha detto di rimanere vicino a Lui, è il Signore, e io ho ricevuto benedizione continua. Con l'invito del Signore, il Signore garantisce anche continua protezione. Perché quello che chi si allontana dalle cose del Signore dimentica è che lontano dal Signore c'è pericolo. C'è pericolo. E non dipende da noi, dipende da ciò che c'è fuori. C'è un leone ruggente che gira intorno, volendo acciuffare la nostra anima, che è già stata strappata a Lui una volta per la potente salvezza di Cristo Gesù, ma Lui vuole danneggiare il più possibile prima della dichiarazione ufficiale della sua sconfitta. E allora il Signore dice: tu stai qui e io ti garantisco che non sarai toccato da nessuno. Alleluia. Tu stai vicino a me, non ti allontanare da me e io ti proteggerò. Eppure qualcuno potrebbe dire: ma Boaz aveva i suoi traffici, andava, veniva, tornava la sera. Tant'è vero che proprio in questo momento che noi abbiamo letto di questa storia, lui chiede: chi è questa ragazza? Perché lui non c'era. Ed è proprio qui che noi sperimentiamo la meravigliosa protezione di Dio, che non ha bisogno di armi, non ha bisogno di spaventare visibilmente l'avversario. Lui ci protegge con la potenza della sua parola. Ho dato ordine
che nessuno ti tocchi. Ce lo ricordiamo Giobbe? Un giorno il diavolo si presentò nel consiglio degli angeli, il Signore glielo permise e gli disse: permettimi di toccare Giobbe, i beni, gli affetti, la salute. Il Signore glielo permise, ma gli disse: ma lì ti fermi e non vai oltre. E il diavolo non provò nemmeno ad andare oltre, non poteva andare oltre, perché nessuno può andare oltre la parola del Signore. All'ordine di Dio si piegano i cieli, le schiere angeliche sono sottomesse al Signore. E se anche noi sappiamo che c'è una schiera decaduta, c'è un nemico delle nostre anime, ricordiamoci sempre che quel nemico non può far nulla che Dio non gli permetta. E quando Dio ordina che nessuno ci tocchi, fratelli, nessuno ci tocca. Eppure è chiara la parola: rimani qui e io ho dato ordine che nessuno ti tocchi. Fin quando stai qui, fin quando sceglierai di stare vicino a me, tu non dovrai temere alcun male, la tua anima è al sicuro. E quante volte abbiamo visto invece veder scegliere altri campi, allontanarsi da questo campo e immancabilmente qualcuno si è fatto male spiritualmente, immancabilmente qualcuno è stato ferito. Se c'è qualcuno che è in tribolazione, non pensi di guardarsi altrove, lontano dal Signore, perché non sarà protetto altrove. Il Signore, uso l'espressione di Boaz nei confronti di Ruth, sotto le cui ali noi siamo venuti a rifugiarci, ci proteggerà, ci proteggerà. Egli che spesso è rappresentato, Cristo Gesù, come l'aquila, il Figlio di Dio, colui che vola al di sopra e spiega le sue ali, con quelle ali ci copre e ci difende. Signore è la nostra difesa, Signore è la nostra avanguardia, la nostra retroguardia, se noi rimaniamo attaccati a Lui. E avremo una continua benedizione. Ogni tanto meditiamo sul fatto che possiamo anche sentire i rumori del pericolo, ma poco importa, possono pure fare il rumore che vogliono. Non ci toccheranno, perché il Signore ci protegge con la sua mano potente. Se rimaniamo ai piedi del Signore, vicini a Lui, stretti a Lui, avremo continua edificazione. Non si cresce lontano dal Signore, non ci si sviluppa lontano dal Signore, non si capiscono le cose spirituali lontano dal Signore. Non esiste che uno si prende un periodo di pausa per capire meglio che cosa vuole dire il Signore, perché il Signore lo si deve ascoltare, bisogna stare ai suoi piedi come il discepolo col maestro, bisogna udire la sua dolce voce, abbiamo sentito prima, dobbiamo ascoltare la sua voce che chiama, che invita, che ammaestra, che istruisce, che consola. Lontano da Dio non si può crescere. Ma io mi faccio le mie esperienze. Quelle che molti chiamano esperienze sono solo lividi, ferite. Io preferisco essere ammaestrato dall'Onnisciente, da colui che conosce il numero dei miei giorni, da colui che mi conosceva prima che io fossi nel grembo materno, da colui che mi conosce in un modo meraviglioso. E quindi è solo la sua presenza che noi possiamo essere continuamente edificati. Boaz dice a Ruth che se le fosse venuta sete non avrebbe dovuto cercare l'acqua, avrebbe semplicemente dovuto avvicinarsi lì dove l'acqua era già attinta e bere. L'acqua della parola, lì pronta. Dove è pronta? Dove è pronta? Non nei ruscelli dove tu devi arrivare, magari scalando alture, graffiandoti, prostrandoti. Dove è già pronta? Pronta da bere, già pulita, già raccolta, già con gli strumenti per abbeverarti. Dove? Nel campo del Signore. Quando avrai sete, avvicinati alle anfore,
Avvicinati lì dove è stata raccolta l'acqua e bevi. Tutte le volte che vorrai bevi. Qui troverai l'acqua se hai sete. Continua edificazione, continua crescita, continuo alimento per noi. Solo il Signore può dissetarci. E Lui non ci dà le gocce. Vi ho già raccontato, vi ricordate quando sono stato in Africa? Avevamo preparato il pranzo per forse 200 bambini, adesso non ricordo. E lì l'acqua non era abbondante. E allora uno dei monitori aveva una ciotola così di acqua, chiamava un gruppo di bambini tutti insieme, alzava il braccio, iniziava a rovesciare lentamente l'acqua e da sotto questi bambini, 4-5 alla volta, si mettevano così e con l'acqua che cadeva, quello più alto prendeva l'acqua che cadeva dalla ciotola, gli altri prendevano l'acqua che cadeva dalle braccia dei bambini più alti. È così quando c'è scarsità d'acqua. Ma non è così nel campo del Signore. Non è così se siamo stretti vicini al Signore. Quando abbiamo sete possiamo bere. Ogni volta. Ed è acqua attinta, acqua pronta, acqua preparata. Il Signore ci fa crescere. Egli ha promesso di darci acqua viva. Egli ha promesso di dissetarci nel deserto, di adombrarci. Rimaniamo vicini al Signore, stretti a Dio. E c'è garantita continua benedizione, continua protezione, continua crescita. Amen, fratelli.